da zona 5 con Francesco D'Amico da zona 6 e Donovan Zavoronok da zona 1. Subito la prima ricezione per D'Amico, subito il primo punto per Lorenzo Cortesia dal centro. Quella è una chiave di lettura di questo avvio di match. 5-2 subito per la Rana Verona, ancora in zona di conflitto tra Tatarov e Marchisio, col bugger costretto Zuccoski, pallone che rimane sul campo Yuasa. Marchisio tiene palla alta, ma ancora però Oleg Antonov che trova lo spazio per passare in attacco sul 21-17. La ricezione di D'Amico passa dal centro, l'attacco di Lorenzo Cortesia è vincente. 22 lo scorso 25 aprile a Siena. Assolutamente. Giocatore che conosce anche molto bene la 1, cresciuto per lui che è di Loreto, cresciuto sportivamente tra le fila della Lube. Parallela, ed eccolo a servizio sulla palla set il giocatore del Mali. Arriva adesso il muro a chiudere, quello di Avaev che mette il timbro e il sigillo su questo primo set. Stiamo a vedere. Va col suo servizio su Zavoronok, c'è la ricezione, c'è l'attacco, il punto per Francesco Sani. Riescono a disinnescare con anche il break, sempre su questo turno a servizio, sempre con Zavoronok. Viene chiesto video check perché la palla è molto vicina alla riga. Dal servizio viaggia il suo pallone, trova l'angolo Oleg Antonov. Aveva preso due muri incredibili, ma il punto è per Verona. Attenzione, 23-22 Sani dal servizio, trova un grandissimo ace. Adesso vuole provare a neutralizzarla dal servizio. Parte Demianeco, la ricezione di Zavoronok, l'attacco di Keita che su questi palloni non fa sconti e poi vola, che è stato molto cercato dal servizio avversario. Ora Keita, Antonov a ricevere, passa a Zuccoski dal 4, l'attacco difeso in tuffo da D'Amico e poi Keita murato in campo da Danny Demianeco. Va al servizio stesso Demianeco, D'Amico in bugger per Zavoronok su muro a 3, Schalke a coprire, poi col bugger Zuccoski su muro a 3, la carambola, Tatarov, palla ancora buona, l'appoggio in free ball. D'Amico arriva la seconda linea, Keita che passa, spina nel fianco dal servizio per tutta la gara. Adesso Marchisio, ricezione doppio più, passa dal centro Andrea Mattei, i correttivi che doveva apportare e lo ha fatto senza mezzi termini, ottenendo il massimo dai suoi ragazzi. Adesso anche Keita arriva a murare con il punto del 23. Parte la sua palla, è out e allora arriva il 25-15. La Rana Verona si impone al Palasavelli di Porto San Giorgio in 3 set, 25-19, 25-23, 25-15 il punteggio, il risultato.